porgo i saluti. Nel momento in cui un Santo Padre conclude il suo pellegrinaggio terreno, rimane il silenzio, la riflessione e la preghiera. La grata commozione avvolge i ricordi. Per il primo pontefice, che prende come nome quello di Francesco, e per la sua prima volta in Assisi, in occasione della festa del patrono d'Italia, il 4 ottobre dell'anno 2013. Il cammino, quel giorno, iniziò dall'Istituto Serafico di Assisi, quella che spesso viene citata come la cattedrale della carità, e si elevarono con il Santo Padre i valori del sentirci nudi di fronte al Cristo nudo, con la nostra generosità rivolta solo e per la dignità di ogni persona e con il senso di una comunità. La Santa Sede, con i 266 papi che ha donato alla storia, rimarrà un faro per l'umanità, per i pellegrini e per i viaggiatori che avranno come meta Roma e l'Italia.